Nel ballo sono già molto bravi, con il pallone un po' meno, ma come bimbi molto intelligenti possono imparare a fare un sacco di cose se gliele si insegna nel modo giusto. Quello che farà SIR è insegnare a questo prodotto, a questo hardware, a fare le cose, e quindi stiamo aprendo questo Data Factory nella nostra sede di Modena. Queste sono macchine che possono essere utilizzate in tutti i settori, non solo industriali ma nella vita di tutti i giorni. Però dobbiamo tutti essere consapevoli che sono dei bambini piccoli nati, che sono appena nati, non possono fare tutto, hanno dei limiti, ma noi li dobbiamo insegnare, dobbiamo avere anche la pazienza di farli crescere. Per vederli lavorare in fabbriche automatizzate, quindi, dovremo aspettare ancora qualche anno, ma questi robot, umanoidi e canidi, con hardware realizzato dal colosso cinese Agibot, sono già pronti, ad esempio, per lavori di cura e assistenza, sorveglianza, accoglienza, affiancando l'uomo senza sostituirlo. Che cosa dà la tecnologia? L'opportunità di esprimere, sembra quasi un ossimoro, al meglio la nostra intelligenza naturale grazie all'intelligenza artificiale delle macchine autonome, delle macchine intelligenti. Quindi grazie alla tecnologia noi guadagneremo tempo per esprimere al meglio la parte creativa della nostra vita. In Italia, calcola la Federazione Internazionale della Robotica, nel 2024 sono stati installati 8.780 nuovi robot industriali e nelle fabbriche ci sono 228 automi ogni 10.000 lavoratori umani.